Tecnico è sembrato di grosso rilievo, cioè spettacolare. Come ti è venuto questo tipo di gioco? Ma non lo so, ho provato. Quando sei là devi fare una scelta, o tiri o fai una cosa. Ho tirato e è andato bene. Prima parte dell'incontro hai messo in grossa difficoltà chi stava di fronte. Secondo tempo qualcosa in meno, poi ha detto il mister ci sono stati dei cambi studiati in vista di mercoledì. Ora saprò lì penso che lui è l'allenatore, quindi a noi va bene, non c'è problema. Intanto davanti sappiamo di essere in tanti, quindi chi ha forze di ripresa è a disposizione, perché comunque è stata una partita abbastanza girata dove comunque ci sono stati dei momenti dove abbiamo sofferto, però l'importante era avere i 3 punti. Caramba, voglio chiederti due cose. La prima, se ho visto bene, hai fatto il lavoro anche tra le linee, venivi spesso a prenderti il pallone, costringendo a volte anche Sirignano a venirti, no? A prendere, quindi questo è stato un lavoro prezioso anche di apertura. Quindi se ho visto bene su questo. Poi cosa hai sbagliato sul gol, diciamo, il colpo di testa che pare che l'hai fatto tu, perché poi Marotta ha un'altra occasione, dovevi colpire più forte, dovevi regolare di più, raccontaci un po'. Non lo so, vabbè, uscire dalle linee il mister comunque non vuole che stiamo attaccati ai difensori, sempre che ci tiriamo fuori ci muoviamo uno verso l'altro, e quindi penso che lo stiamo facendo tutti bene. Mentre riguarda sul colpo di testa, uno ci prova, io ho provato la rispinta al portiere, poi ha tirato Ali, secondo me era pure dentro, però l'arbitro ha visto in un altro modo. Quindi... Dentro sul colpo? No, non sul mio, sulla rispinta sul tiro di Marotta, però l'arbitro ha visto in un altro modo, quindi accettiamo.